E buonasera a tutti, buonasera, ma soprattutto benvenuti a una nuova puntata di Voglia di Festa. Oh, qua vi vogliamo, anche questa sera abbiamo voglia di feste, quindi buonasera, benvenuti a voi come ogni sera, puntuali 19:45 in punto da lunedì al venerdì. Anche questa sera siamo qua e anche questa sera parleremo con un comune del nostro territorio e questa sera abbiamo il piacere di ospitare il comune di Roverè Veronese. Insieme a noi il consigliere comunale Massimiliano Roso. Buonasera Massimiliano. Buonasera a tutti, buonasera. Come state a Roverè? Come va? Tutto bene? State bene? Soprattutto c'è voglia di festa in questo 2021? Qualcosa si farà di bello quest'estate? Direi che c'è voglia di festa e tira una ottima aria fresca e vi aspetto il nostro comune. Intanto vi saluto dal comune 840 metri sul livello del mare, quindi un'ottima posizione per avere del fresco e per stare bene durante il periodo estivo. Noi insieme alla Proloco stiamo organizzando molte manifestazioni, dalle storiche, quelle che facciamo ogni anno, quindi a fine settembre con la festa dei funghi, con la mostra micologica e i mercatini, insieme al concorso enogastronomico regionale Fungo d'Oro. L'anno scorso per colpa del Covid non siamo riusciti ad organizzarlo per ovvi motivi. Quest'anno ci stiamo pensando. Per il 2022 sicuramente sarà nostro dovere proporlo ancora per tutti quanti voi. Certo, sicuramente questa è una cosa molto, molto bella e curiosa, anche perché sappiamo che voi non vi siete mai, anzi in questo periodo un po' particolare, invece di rallentare come tanti comuni hanno fatto, avete cercato di accelerare non tanto i tempi ma la situazione, la gestione, di poter pensare per come e cosa organizzare per i vostri cittadini e per chi viene a Roverè. Quindi intanto grazie per quello che fate, quello che state facendo. Quindi quest'estate a Roverè ho capito che c'è voglia di festa. Ci saranno cose molto belle. Sì, ci sarà voglia di festa. Allora, quest'estate verrà organizzata una mostra fotografica con due fotografi, Marco Malvezzi e Matteo Molinaroli, dal 7 al 15 agosto. Sarà visitabile gratuitamente presso la sala civica, che è proprio in piazza a Roverè. Un altro nostro gruppo di artisti, pittori e scultori del territorio, Colore e Materia si chiama, proporrà una mostra di pittura e scultura dal 24 luglio al 1 di agosto. Sarà una mostra itinerante perché si svolgerà i primi 5 giorni sempre nella sala civica in piazza Roverè fino al 29 di luglio. Il 29 luglio si sposteranno poi nella piccola ma bellissima frazione di San Vitale, sempre in piazza, e quindi sarà possibile visitarla fino al 1 di agosto nella piazzetta di San Vitale. Abbiamo inaugurato 2 anni fa un nuovo campo da tennis e il campo da calcetto, bello, sul veloce, quindi molto bello. Adesso l'ha avuto lì, ma vivere l'esperienza di un US Open su un campo veloce a Roverè, quindi veramente al fresco, e si potrà giocare e prenotare il campo. Dopo eventualmente, se volete, posso dare il numero. Sì, assolutamente. Monteremo in piazza una pista di bici pump track dal 7 al 15 agosto con istruttori, tutta 10 giorni, saranno istruttori mattina e pomeriggio che insegneranno ai ragazzi a muoversi, ad andare sulla pista di pump track con le biciclette che daranno loro a disposizione. Qui sarà un'esperienza meravigliosa. Nella stessa settimana monteremo anche una parete d'arrampicata di 7 metri, sempre in piazza Roverè. Ma che spettacolo, veramente! Sì, assolutamente. Non siamo fermi, a Roverè non siamo fermi. Complimenti! E potrei continuare perché sì. Abbiamo la visitabile. Hanno aperto questo weekend la grotta di Roverè 1000, la grotta dei sogni, quindi è una grotta, la più grande grotta del Veneto visitabile a pubblico, una grotta dotata di 2 bellissime sale con stalattiti, stalagmiti. Ci sono i ragazzi che vi accompagnano giù a visitare la grotta il sabato nel pomeriggio e la domenica nel pomeriggio, quindi sono le 2 nel weekend fino a fine settembre. Poi sempre a Roverè
Eh sì, assolutamente. Anzi, vediamo sì. Allora, se riusciamo a ritrovare anche qualche foto, perché vediamo se la nostra regia ce la può passare. Sì, ecco sì, avete qua. sicuramente, perché eccola lì, quella è la Grotta dei Sogni. Vedete, gli uomini sono molto piccoli, le sale sono bellissime, sono visitabili appunto al pubblico. Gli speleologi vi accompagnano a visitarla il sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio, dalle 3 alle 7 come orari. Invece come visita libera, poco lontano dalla piazza di Rovarè c'è il Museo del Bosco, che è una passeggiata nel bosco dove sono stati applicati dei dipinti, e quindi si può ammirare la cultura e l'arte in mezzo al bosco e al silenzio dei nostri prati. E poi abbiamo i sentieri segnalati, molti sentieri su tutto quanto il territorio, quindi si può arrivare sia nella piazza principale di Rovarè ma anche nelle altre frazioni, San Francesco, San Rocco e San Vitale, e partire dalle piazze per delle escursioni sia facili con i bambini che anche un po' più complesse, un po' più organizzate, anche con l'e-bike. E cos'altro dire? Abbiamo il teatro, il cinema. L'anno scorso è stato un anno anche quello particolare perché non siamo riusciti a far vedere i film, se no certo. Tutti gli anni mercoledì sera serata cinema all'interno del teatro di Rovarè, sempre in piazza. Certo. Quindi abbiamo voglia di festa. Bravo Massimiliano, grazie, questa era proprio la parola d'ordine, davvero complimenti, anche perché io, come si suol dire, quando sento questa voglia di festa, questa voglia veramente di darci, di impegnarsi, di darsi al massimo per i propri cittadini, per le proprie famiglie anche proprio stesse, certo. Anche a livello proprio sentimentale, e soprattutto per i cittadini, per chi è un cittadino e per chi viene da fuori, è una meraviglia, quasi proprio da emozione. Quindi grazie per quello che fate e soprattutto grazie per averci raccontato già un sacco di date. Cioè, raga, a casa che ci ascoltate a Roverè non scherzano, date. No. È un programma pazzesco. Ma io ricordo, per chi si fosse perso, magari per puro caso si fosse collegato adesso in questo momento, sul sito nostro di Radio Adige TV e chiaramente sui social, su YouTube Radio Adige TV, possono rivedere questa puntata. Così, se per caso la carta e penna non fosse stata subito lì sotto mano, sapete dove ritrovare tutte le date per Roverè Veronese. A Roverè quest'estate è un'estate incredibile, quindi grotte, sentieri, spettacoli, divertimento, chi più ne ha più ne metta, e soprattutto per adulti e per bambini anche. Quindi davvero, davvero bello e soprattutto bravi. Massimiliano, io ti ringrazio per essere stato questa sera con noi. Grazie davvero. Venite a trovarci, vi aspettiamo. Esatto, anche voi dalla redazione. Stavo proprio dicendo, e noi sicuramente vi verremo a trovare. Vi voglio vedere sulle biciclette di pump track a saltare. Dobbiamo prometterlo, regia, direzione, mi raccomando, l'ha detto Massimiliano, e quindi dobbiamo andare. Massimiliano, ci sentiremo presto perché sicuramente verremo a trovarvi, ma soprattutto lasciate l'ultima parola per l'ultimo saluto e invito ai telespettatori a Roverè. Prego. Io saluto tutti, saluto chi ci sta ascoltando. Vi invito a venire a Rovarè perché abbiamo tante cose da darvi, ma soprattutto aria buona, aria fresca, aria pulita, e i nostri prati, i nostri pascoli, le nostre belle montagne, la nostra stupenda Lessinia. Wow, spettacolare davvero, grazie mille Massimiliano, grazie ancora, e come già detto, ma io lo ridico, e anche voi a casa, mi raccomando, ci vediamo a Roverè. Grazie, ciao Massimiliano. Grazie mille, ciao, grazie per essere stato con noi, davvero simpatico, e soprattutto ci ha raccontato delle cose meravigliose, cose che magari qualcuno di voi nemmeno sapeva, però Massimiliano era preparatissimo, e quindi ci vediamo a Roverè. Adesso un po' di pubblicità, giusto, un po' di musica, perché a noi la musica ci piace, visto che la voglia di festa ce l'abbiamo anche noi, esattamente come a Roverè, e poi ci vediamo qui in studio. A tra poco, state lì.